I portatori di crocifissi, in dialetto cristesanti, sono una figura storica della devozione ligure. Si occupano di movimentare i crocifissi processionali in occasione delle feste patronali o altri tipi di solennità. Si trovano solo nelle diocesi liguri e in pochissimi altri luoghi dove storicamente c'è stata un'influenza della Repubblica di Genova o in generale dei genovesi, Principato di Monaco, una chiesa in Sardegna e 2 località argentine. I cristesanti sono organizzati in confraternite. Paolo Giacomini, responsabile della squadra Bisagno, spiega che nella sola diocesi di Genova ce ne sono 136. All'interno delle confraternite il momento della festa è il momento più grande di aggregazione. Nelle processioni si portano le casse e si portano anche questi crocifissi. Le squadre di crocifissi servono proprio perché è un'operazione che richiede anche un allenamento, capacità, esperienza che si acquisisce. Oggi le confraternite collaborano molto di più tra di loro perché i numeri dei componenti si sono ridotti molto. Chi rimane è molto legato alla tradizione e ci tiene affinché non venga persa. Anche il periodo del Covid ha ridotto di molto i numeri. Questo è stato uno dei motivi che quelli mezzi e mezzi, quelli non appassionatissimi o non convintissimi, si sono un po' persi per strada. Sicuramente il Covid in questo perché ci ha reso difficili sospensioni delle processioni e anche per certi periodi sospensioni del vedersi, degli allenamenti, del fare vita comune. Mentre Giacomini raccontava la storia di questa tradizione all'auditorium della Filarmonica di Chiavari per l'evento organizzato dall'Associazione Culturale Castello, tra i presenti c'erano anche componenti delle confraternite locali come Angelo Di Vara di San Rocco di Graveglia. Ci sono dei rapporti molto stretti con certe confraternite, con altre un po' meno, ma questo è un aiuto, si va avanti proprio perché si cerca di essere uniti.